Costituisciti, perché al di là dell'incidente c'è anche la gravità di una persona disabile, di una persona che non era in grado di potersi difendere, se c'era la possibilità di difendersi. Quindi spero che si possa costituire, e se non lo fa credo che non possa avere la coscienza a posto la notte quando va a letto. Andrea Serra, direttore di Casa Vittoria, si rivolge direttamente al pirata della strada che ha ucciso e travolto Massimo Feletto, il cinquantenne con sindrome di Down, che qui nella struttura di San Polo di Piave era uno di casa, curava gli orti e le serre Massimo e lo faceva con totale abnegazione. E ormai era uno di noi, quindi faceva parte della famiglia di Casa Vittoria, e la notizia che è arrivata ieri sera è stata veramente un colpo al cuore. Per noi è una mancanza molto forte, perché comunque era un ragazzo buono, generoso, soprattutto per la situazione che aveva. La caccia al pirata della strada è aperta, si cerca in particolare una Fiat Grande Punto di colore chiaro, il cui specchietto è stato trovato nelle vicinanze del punto d'impatto in via Campagne a Tempio di Ormelle, dove i carabinieri sono tornati anche nelle scorse ore per un nuovo sopralluogo. Massimo stava passeggiando vicino casa sul ciglio della strada con la badante quarantenne quando il veicolo li ha urtati. Sono da poco passate le 9 di domenica sera, è ancora chiaro, la donna riporta ferite lievi, Massimo invece viene sbalzato per diversi metri e muore praticamente sul colpo. L'automobilista non si ferma a dare soccorso e svanisce nel nulla. Seguono attimi concitati, ma le indagini partono subito, scandagliate le telecamere di tutta la zona. Tutto quello che è in nostro possesso, una parte di immagini sono già state consegnate alla compagnia di Conegliano che sta seguendo le indagini. Ancora tuttora in questo momento stanno scandagliando tutte le immagini possibili e tutti i lettori targhe della zona per andare ad individuare con precisione l'autore di questo gesto. Lo stesso Fantuzzi conosceva Massimo, attivo anche in parrocchia a Tempio. Sempre disponibile a dare una mano a raccogliere appunto l'elemosina, quindi era un personaggio conosciuto da tutti. E per Massimo ora tutti chiedono giustizia. Un gesto del genere non va assolutamente perdonato e non va lasciato perdere.